Domani pomeriggio il Matera sarà ospite del Cattolica per la 10ª giornata del campionato di Serie C2. La squadra romagnola in classifica occupa il penultimo posto con 4 punti in meno dei biancazzurri, ma a differenza dei materani, domenica scorsa riuscì a ottenere un prezioso pareggio sul campo del Lanciano. Questo risultato favorevole, ottenuto fuori dalle mura amiche, avrà senza dubbio messo euforia ai giocatori del tecnico Zara, anche perché presumono di affrontare un Matera demoralizzato dalla sconfitta casalinga subita ad opera del Monopoli. La squadra di Chiricallo, archiviata la gara contro il Monopoli, che comunque resta un episodio a sé e che nel gioco del calcio bisogna sempre mettere in preventivo, si è preparata ad affrontare la trasferta con serenità e fiduciosa che il rientro di Melis e l'inserimento di Venere possano rendere più incisivo il gioco a centrocampo e maggiormente efficiente in difesa. Il Cattolico, d'altro canto, sul proprio terreno sino ad ora non ha mai vinto e questo fatto fa aumentare le speranze dei materane di ottenere un risultato utile, se non completo, almeno parziale. Il Matera dovrebbe presentarsi con la seguente formazione: Lisanti, Melis, Chiricallo, De Canio, Pierobon, Bussalino, Cannone, Pavese, Aprile, Di Venere e D'Apuzzo. In panchina, a disposizione del tecnico Chiricallo, ci dovrebbero essere Bravi, Del Re, Lamura, Loiacono e Cifarelli. Al terzo minuto di gioco l'azione del gol e 13 minuti dopo l'altra azione pericolosa. Su calcio di punizione proveniente da destra, Totaro anticipa Pierobon e colpisce di testa. Lisanti riesce a respingere di pugno e rimedia anche al susseguente pericolo causato dal rimpallo sfavorevole. Solo al quarto d'ora il Matera riesce ad avvicinarsi alla porta avversaria, ma Apuzzo non riesce a colpire bene di testa. Dopo un tiro sbilenco di Cannone al 22esimo e un tiro mancato di Pavese al 25esimo, al 37esimo Piochi alza di testa sulla traversa di Cantialli. Nel secondo tempo poi poche azioni degne di nota, un affondo del Monopoli al quarto e una mancata deviazione di Piochi al quinto, cioè dopo solo un minuto. Lo stesso Piochi, infortunatosi, veniva sostituito da Del Re al 15esimo, mentre Lamura, 5 minuti dopo, veniva mandato in campo al posto di Loiacono. Il Matera è riuscito nella fase finale ad esercitare una pressione maggiore, ma Del Re, a pochi secondi dal termine, ha calciato in corsa da dentro l'area di rigore avversaria e il pallone del probabile pareggio si è perso sul fondo.